Ultimo atto della stagione regolare, il tempo della verità per la Gialeto che si aggrappa ai play-out per restare in promozione. Amici di Directa Sport, benvenuti al Bianu Raminis di Serramanna, 34esima e ultima giornata del girone A di promozione. In campo la Gialeto e il Castiadas. Fa ripetere, messa dal fondo, si può ripartire in modo regolare. Attenzione, Magia che regala il pallone al Castiadas. Boop punisce. Errore imperdonabile per la Gialeto, con il giocatore più esperto che regala palla al Castiadas, che dopo neanche 10 minuti avanti, cercando Magia, palla che sbuca dall'altra parte, quasi un tiro in porta. Gol olimpico di Mattia Felleca, 2-0 Castiadas a Serramanna. Ha segnato direttamente da calcio d'angolo il numero 6 ospite al 27esimo e 0-2. Perinozzi, la respinta di Pani, Argiolas, eccolo qui l'episodio che può riaccendere la Gialeto, il gol di Alessio Argiolas, segna ancora lui, cerca anche una deviazione per un possibile corner, il Castiadas allontana, attenzione al pallone che torna lì con Pinna, poi c'è il calcio di rigore, l'uscita di Pani che travolge Pinna. Perinozzi angola benissimo, intuisce Pani ma non basta, la Gialeto torna in parità, torna in partita e 2-2 anche prima dell'intervallo. Felleca prova a scoderarla in mezzo, palla che arriva e c'è il gol di Matteo Sizia. Torna avanti il Castiadas con il neoentrato, protesta la Gialeto, poi palla in verticale per Boop, attenzione a Boassa che è uscito, Boop, palla fuori, occasionissima per andare nuovamente sul doppio vantaggio per il Castiadas, stavolta non ha punito Carlos Boop. La gioca invece passa per farci, poi Perinozzi, traiettoria velenosa. Perinozzi la mette bene dentro, traversa di Ruggero e poi palla che resta lì, fischiato, un fallo in attacco che rende inutile. Poi il pallone messo in rete dalla Gialeto. Altra palla dentro e c'è il gol, stavolta è buono, no, fuori gioco, annullato il gol di Federico Ruggero per offside, si resta sul 2-3. Argiolas dentro per Perinozzi, stavolta è tutto buono, Perinozzi, rigore, altro calcio di rigore per la Gialeto, parte Perinozzi, forte per il 3-3 della Gialeto, c'è ancora vita, c'è ancora speranza, cerca una pazza rimonta per credere ancora nella salvezza. Perinozzi! Valentino Perinozzi! La Gialeto ha rimontato! La Gialeto vince a Serramanna! La Gialeto può ancora credere nella salvezza! La tripletta di Valentino Perinozzi! Incredibile a Serramanna! Fischia 3 volte l'arbitro, la Gialeto vince 4-3 col Castiadas. Continua la stagione della Gialeto, che può sperare ancora nella salvezza attraverso la post season